Sto guardando se mi fa così, se no prendo le parole. Buongiorno a tutti, siamo qui per la conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione dell'Euganea Film Festival e a me tocca il compito, che faccio molto volentieri, di dare il benvenuto ai nostri ospiti che sono qui oggi e comincio dal primo, insomma, mi perdoneranno i comuni che oggi sono qui presenti, ma mi sembra il minimo salutare per primo Marco Trevisan, che è il presidente di Euganea Movie Movement ed è anche colui che 25 anni fa ebbe questa grande idea di iniziare questa avventura e ha saputo con il suo impegno, determinazione, passione e competenza portarlo avanti e farlo crescere per 25 anni fino a farlo diventare quello che è oggi, e cioè il festival che a livello italiano è il più noto nell'ambito del tema del dialogo fra cinema, ambiente e territorio, che è assolutamente un tema più che mai attuale oggi con i tempi che stiamo vivendo. Marco lo conosco personalmente da quando eravamo ragazzini, perché insomma anche lui è di Monselice come me, siamo coetanei ma non vi diremo mai che età abbiamo, dovete scoprirlo voi cercandolo, ma soprattutto ho collaborato con lui anche come sindaco, visto che dal 2018 la sede di Euganea Movie Movement si trova proprio lungo il Bisato, quindi sempre questo rapporto con l'acqua a Villa Pisani a Monselice, quindi insomma so bene quanto è l'impegno che profuso lui con il suo team, il suo gruppo per il territorio, per un territorio naturalmente che va ben oltre quello che è Monselice e si estende proprio a tutto il territorio del Parco dei Colli Euganei, in particolare con questo evento che appunto compie 25 anni. E infatti saluto anche tutti i rappresentanti dei comuni che sono qui presenti oggi in sala stampa, ma anche quelli che non sono potuti venire, e i comuni interessati da questo progetto sono il comune di Baone, abbiamo qui l'assessore Greta Cavallin, che saluto, poi abbiamo il comune di Monselice, il comune di Montegrotto con il sindaco Riccardo Mortandello, Cinto Euganeo e il comune di Este con Luigia Businarolo, che è qui con noi oggi anche come assessore appunto del comune. La provincia di Padova oggi non c'è, ma anche la provincia sostiene come noi. Ah no, c'è da rappresentante, è vero. Non mi hanno scritto il nome, però abbiamo una rappresentante anche della provincia di Padova che fra l'altro insomma rappresenta anche il gestore del museo bellissimo che abbiamo a Baone di Villa Beatrice, e quindi davvero un valore aggiunto ulteriore per un territorio che merita attenzione. E questi comuni, questi enti hanno sostenuto questo progetto non solo per l'attualità ovviamente del tema che tratta, ma anche perché ritengono, così come la Regione, che sia uno strumento importantissimo di promozione di un territorio come il nostro, che è appunto quello del Parco dei Colli Euganei, che dal 2023 è anche riserva della biosfera MAB UNESCO, e proprio per questo credo che sia assolutamente attinente, visto che noi abbiamo un ambiente, quello del Parco dei Colli, che è un ambiente che va tutelato ma è anche molto antropizzato e quindi rappresenta proprio un simbolo di quel rapporto fondamentale di rispetto che ci deve essere dell'uomo verso l'ambiente e viceversa, dare delle potenzialità comunque di sviluppo molto importanti. Quindi penso che sia proprio un sito, un luogo, un territorio che si attaglia perfettamente a quello che è il tema della rassegna. Ho letto i numeri di questo festival e sono davvero dei numeri che poi insomma Marco magari ci enucleerà molto meglio di quello che posso fare io, però 38 eventi sono veramente tanti, eventi diversi, presentazioni di libri, momenti esperienziali, ci sono proiezioni ovviamente, ma quello fra questi numeri che mi ha colpito di più è che i registi sono per il 53% donne. E poi parlando con Marco ho scoperto che non è un numero che viene così casualmente, ma c'è stata la volontà di ricercare la maggior presenza delle donne anche in questo ambito, e quindi questo è importante, voglio sottolinearlo. Insomma, i temi della parità di genere sono sempre temi altrettanto attuali come quelli dell'ambiente, quindi mi fa davvero piacere che questo numero che mi ha colpito in realtà sia frutto di una volontà specifica della commissione e dell'organizzazione di dare valore alle donne anche in questo ambito. Un'altra cosa che voglio sottolineare è che il coinvolgimento del territorio così diffuso si è esteso quest'anno anche ad Acque Venete, che è rappresentata oggi da Luigina Rossi, che saluto anche, e credo che sia davvero con un laboratorio sul tema di scrittura sul tema dell'acqua, che è poi un tema che quest'anno più che mai, insomma, vista l'estate che abbiamo trascorso, è un tema d'attualità nel quale ci siamo resi conto, a maggior ragione se ce ne fosse ancora bisogno, di quale sia l'impatto dell'assenza o presenza di risorsa idrica in un territorio come il nostro, non solo per le esigenze quotidiane di tutti noi, ma soprattutto per l'attività agricola che rappresenta, specialmente nella bassa padovana e nei colli,
uno dei settori primari dell'economia, e anche perché ovviamente ha un impatto sugli habitat fluviali che abbiamo visto quest'estate essere veramente in grave difficoltà e quanto veramente incide la carenza d'acqua. Ultima chiosa che volevo sottolineare rispetto al programma che ho visto, molto bello anche il fatto che ci siano delle programmazioni, delle attività che sono pensate espressamente per i bambini, per i più giovani, perché sta a noi, ognuno nel proprio ruolo, dare a loro la cultura dell'ambiente, una cultura che loro possono coltivare fin da piccoli e che magari noi non abbiamo avuto questa fortuna perché abbiamo dovuto insomma un po' impararla, un po' conoscerla anche a nostre spese, a spese del pianeta, insomma, durante la nostra crescita. Quindi voglio sottolineare questo aspetto che è davvero fondamentale. Ora, dopo di me ci sarà l'intervento ovviamente del presidente Marco Trevisan e poi quelli degli altri intervenuti qui oggi, che starò qui a presentare volentieri una alla volta, ma adesso mi assento un attimo perché vorrei che partisse il video di presentazione della 25esima edizione dell'Eugania Film Festival. E allora adesso chiamo qui con me il presidente di Eugania Movie Movement, Marco Trevisan. Vieni Marco, che ci racconta un po' insomma questi 25 anni e soprattutto l'edizione di quest'anno. Prego. Grazie mille a Giorgia della possibilità e insomma dell'accoglienza calorosa, e sono molto felice di essere qui. Con noi oggi ci sono molte persone che hanno lavorato in questi anni a far sì che l'Eugania Film Festival insomma diventi e sia quello che è oggi, quindi insomma è motivo di orgoglio per me essere qui per presentarvi la 25esima edizione del 2026. Quello che avete visto è il video di recap, diciamo, delle attività che abbiamo fatto lo scorso anno, ma Eugania Film Festival è quello che avete visto. È un festival itinerante che si svolge all'aperto, che non ha una sede unica, si svolge appunto in giro per i Colli Euganei, ed ha la particolarità, io credo che nessun altro festival ha, o comunque pochi festival hanno in giro per l'Italia, di essere allo stesso tempo un festival che promuove il cinema indipendente internazionale, che coinvolge decine di produzioni, di distribuzioni estere di vario genere, ma soprattutto dà la possibilità a chi vive il territorio di scoprirlo, di riscoprirlo in maniera diversa. Quindi i luoghi che noi come dire, in qualche modo occupiamo col nostro schermo, con le nostre serie, con il nostro proiettore, vengono reimmaginati, reinventati attraverso il cinema, attraverso i nostri ospiti e attraverso tutte le attività collaterali che stanno come dire, assieme alle proiezioni dei film in concorso e che contribuiscono a essere Eugania Film Festival, a far diventare Eugania Film Festival quello che è. Vi farò vedere velocemente insomma, il nostro programma, sapendo che ovviamente insomma, non abbiamo molto tempo, non potrò raccontarvi tutti i film anche se vorrei farlo, ma so che non posso farlo, però innanzitutto appunto ribadisco il fatto che insomma, il festival sta in piedi e regge la sua
il suo tempo, diciamo, grazie a questa rete di collaborazioni che vi dicevo prima. Le ha già introdotte molto bene Giorgia Bedin, e quindi insomma i comuni dei Colli collaborano con noi da molto tempo, ma la Regione Veneto, la provincia di Padova, con Rete Eventi, Disgea, l'Università di Padova e poi tutti i comuni che abbiamo detto, insomma sono nostri partner da sempre e investono in questo progetto con convinzione, quindi siamo molto contenti di questo. Le collaborazioni che siamo riusciti a costruire nel tempo non sono solo con gli enti pubblici, ma anche con le associazioni di categoria e non, con professionisti che lavorano nel cinema, ma anche con associazioni che, giovanili o meno, insomma, che danno un senso al territorio dove siamo, perché durante l'anno fanno molte altre attività oltre insomma, a collaborare con noi, e ci piace intercettarle, ci piace che siano parte del festival, che siano anche loro in qualche modo propositive verso i contenuti che noi poi veicoliamo attraverso il festival, quindi per noi questo è un valore aggiunto non da poco. Appunto il festival quest'anno comincia il 28 agosto, fra qualche giorno, finiremo il 6 settembre, saranno giorni intensi di proiezioni e molte altre cose che adesso vedremo insieme. Sono contento che Giorgia Bedin abbia sottolineato questo aspetto della nostra selezione, perché insomma è una delle nostre caratteristiche, credo, quella di essere attenti a certi temi, ad essere coerenti anche con quello che proponiamo. Voi sapete che Lugana Film Festival si concentra principalmente sui temi ambientali, e quindi insomma il tema del sociale e dell'ambiente per noi è fondamentale e cerchiamo sempre di appunto, come dicevo, mantenere un'attenzione particolare su questo. 49 film selezionati, più di 800 film visionati. La nostra direzione artistica si sposta durante l'anno in tutta Europa per vedere i film migliori nei festival più importanti, insomma da Annecy, dal BAFTA, da altri festival importanti, quindi insomma c'è una ricerca anche dei contenuti cinematografici molto forte, molto strutturata, che ci permette poi di essere, come dire, pronti poi nella presentazione dei nostri concorsi. Ci sono quest'anno delle novità importanti con delle residenze artistiche e continuiamo anche un percorso sull'industry che ci fa molto piacere, ma che vi spiegherò a breve. Le sezioni competitive sono appunto il concorso internazionale lungometraggi e cortometraggi, poi ci sono 3 sezioni parallele che hanno a che fare col cinema, ma non solo, che sono appunto Hub, Frames, Future Frames e Kids. L'evento di inaugurazione del festival sarà appunto venerdì 28 a Villa Beatrice d'Este di Baone. Sarà nostro ospite Crano, che è un artista performer che forse qualcuno di voi conoscerà perché ha fatto la colonna sonora, le musiche del film Le città di Pianura di Francesco Sossai, che ha vinto moltissimi premi, insomma tutti voi conoscete credo, e viene a fare una produzione nuova che gli abbiamo chiesto noi di fare, e quindi musicherà dal vivo un film che si chiama un documentario, uno dei documentari più importanti dei primi anni del secolo scorso, che si chiama Uomini di Domenica. Non ve lo racconto, insomma, però è come dire, è un momento molto bello e importante, perché saremo in uno dei posti più belli dei Colli Euganei, con il nostro schermo illuminato, insomma, per il pubblico, e con Crano che musicherà dal vivo questo film, quindi è una serata abbastanza interessante che vi consiglio di seguire. Non mi dilungo sui film, voglio solo sottolineare che il sabato 29 ci sarà ospite da noi Carlos Casas con Krakatoa, che è uno dei film in concorso che vedete, e al pomeriggio terrà una masterclass sempre a Valle San Giorgio. Casas è uno dei documentaristi più importanti europei, insomma, degli ultimi 15 anni, e sarà un momento importante per conoscerlo, per chiacchierare con lui, quindi insomma è un'occasione da non perdere, che non credo ricapiterà nei prossimi anni. La giuria del concorso internazionale, questo sia importante, Erika Barbiani, produttrice, Fiume Morte, l'ultimo documentario che ha vinto il premio come miglior documentario, come miglior film europeo. Massimo Benvenu è co-direttore di Biografilm, che è uno dei festival italiani più importanti di Bologna, e Oscar Allegria, regista anche lui, insomma, che collabora con noi da qualche tempo. I cortometraggi sono divisi in diverse fasce. La giuria invece del concorso cortometraggi appunto è composta da Enrico Ascoli, che è un
sì, si occupa di sound design e per il cinema da molti anni ed è veramente un personaggio interessante rispetto alla musica nel cinema, ecco. Elisa Bonandina è una formatrice e illustratrice veneta molto interessante che lavora da molti anni nelle scuole come formatrice appunto. Giulia Cosentino, regista, documentarista e quindi insomma ecco, mi piace concentrarmi sulla sezione hub su un paio di cose. In realtà la prima è molto interessante perché appunto proietteremo mercoledì 2 settembre a Villa Draghi di Montegrotto, Anguane, le voci dell'acqua, con Giovanni Pellegrini, che è un, devo dire, giovane, autore veneto, anche se era mia età quasi, ma non lo diciamo, documentarista molto importante, insomma. All'interno del documentario c'è anche Maria Roverana, attrice veneta, anche lei molto, molto importante. Loro due, assieme a Marco Paolini, anticiperanno la proiezione del film con un talk di un'oretta circa, dove appunto dialogheranno sul tema dell'acqua. Ecco, anche questa è una serata molto interessante perché per i 25 anni abbiamo voluto che fosse con noi anche Marco Paolini, che appunto in tutti questi anni ci ha sempre accompagnato ed è stata una delle, come dire, i suoi spettacoli sono state le tappe fondamentali per la crescita del nostro festival, quindi mi piace ricordare lui e Iole Film perché hanno dato una grossa mano al nostro sviluppo, diciamo, ecco, come gruppo e come festival. Andiamo oltre per parlare di Eugenia Future Frames, anche questa una novità del festival di quest'anno, è una residenza artistica che abbiamo realizzato grazie al contributo di SIAE e la collaborazione del comune di Baone. Già oggi, già ieri in realtà, 10 ragazzi, 9 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia sono in residenza a Valle San Giorgio, appunto nel comune di Baone, per realizzare dei brevi documentari che raccontino un po' il territorio dei colli visto da chi non lo abita, quindi con una, come dire, con un'idea di racconto più originale, più fresca, meno costruita e strutturata come potremmo averla noi che abitiamo quel territorio da molto tempo. Stanno lavorando appunto in questi giorni, il 3 settembre presenteranno il lavoro che hanno fatto all'interno di Villa Rodella in una delle giornate che abbiamo previsto per il festival. Anche qua appunto una delle sezioni di Eugenia Future Frames prevede la proiezione dei film dei tutor che stanno seguendo questi 9 ragazzi e insomma anche questo è un momento importante perché sarà all'interno della nostra sede in Villa Pisani e quindi insomma anche noi con il nostro spazio diamo come dire luce e vita al festival e appunto su Monselice che come diceva prima giustamente Giorgia Bedin è il posto dove siamo nati, siamo cresciuti, dove il festival si è sviluppato in questi anni. Andiamo avanti velocemente per ricordare il programma culturale perché vi dicevo non c'è solo cinema ma ci sono molte altre cose che contribuiscono a far sì che il festival diventi un festival, ecco. E quindi la sezione What If riguarda gli incontri e le presentazioni editoriali, gli eventi speciali ne abbiamo visto uno prima ma insomma ce ne sono altri eventi collaterali e poi ci sono i laboratori che sono stati ricordati prima, le camminate, le passeggiate perché come dicevo all'inizio non è solo un festival del cinema, Euganea Film Festival, ma è anche la possibilità di reinventare e riscoprire i luoghi dove viviamo e dove stiamo, quindi insomma è importante che sia presente. Anche qui insomma, mi sento di citare sicuramente la mostra dedicata a Mauro Biani, che è uno degli artisti più interessanti insomma, che abbiamo in Italia, è un illustratore che pubblica principalmente su Repubblica, appunto, ma non solo. Forse avrete riconosciuto una delle immagini lì, insomma, sarà il nostro ospite venerdì 4 sì, settembre a Villa Pisani per presentare il suo lavoro, la sua carriera e per spiegarci anche da dove nasce questa mostra che in qualche modo arriva da noi con la collaborazione col Premio Morrione, con Mara Morrione, insomma, che sarà con noi invece il 2 settembre. È già stata ricordata la collaborazione con Acque Venete, ma mi piace sottolineare anche questa nuova iniziativa che facciamo che si chiama Al Fiume, questo corso di scrittura creativa con Marco Gnaccolini, che è molto interessante perché è una delle pochissime occasioni che ci sono nel nostro territorio per provare a scrivere e a, come dire, a partecipare a un percorso di scrittura creativa con dei professionisti della scrittura per il cinema e non solo, quindi è un percorso
gratuito. Io credo che appunto chi si è iscritto e seguirà questo percorso come dire, riuscirà alla fine della settimana di lavoro, uscirà insomma, con delle competenze nuove e anche con un arricchimento personale non indifferente. Ce ne sono molte altre che appunto non riusciamo adesso a sviluppare. Chiudo però con questo evento che per noi è molto importante. Nord-Est Docamp è alla 4ª edizione con noi, con Lugana Film Festival, nasce con noi in realtà in sinergia con Pordenone Doc Fest e con Bolzano Bozen Film Festival. Sono 2 giornate industry, quindi dedicate ai professionisti del cinema. Venerdì saranno da noi oltre 50 professionisti da tutto il Triveneto che verranno per appunto ragionare, ascoltare e confrontarsi sui temi della produzione cinematografica, sulla distribuzione, sulla comunicazione nel cinema. Lo faranno insomma con dei professionisti del settore. È una collaborazione importante perché mette in rete festival importanti del Triveneto, le Film Commission del Triveneto che danno spazio insomma alle produzioni sul nostro territorio, ed è importante per noi, io credo anche per il nostro territorio, per Monselice e per tutti i comuni che collaborano con noi, capire quanto è efficace, quanto è importante costruire una collaborazione con le produzioni che vengono a girare sui nostri territori. Quindi da questo punto di vista siamo contenti che ci sia come dire, questo sviluppo per noi. Vi ringrazio molto ancora di essere venuti qui, lascio la parola ai nostri ospiti. Vi aspettiamo al festival allora dal 28 agosto e grazie a tutti. Grazie Marco. Allora si diceva un festival itinerante e chiamiamo il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, a portare il suo saluto. Buongiorno a tutti. Io voglio innanzitutto ringraziare la consigliera Bedin per questa opportunità che ci dà di venire qui, grazie anche allo staff tecnico. Che queste conferenze stampa sono molto belle e utili anche in virtù della qualità, quindi quando parliamo di cinematografia facciamo riferimento anche a questi dettagli. Ho poco da aggiungere a quanto ha detto Marco Trevisan. Fondamentalmente va ringraziato perché 25 anni fa ha avuto un'intuizione di legare alcuni temi cinematografici, di cultura cinematografica a quelli della cultura ambientale, peraltro anticipando quello che poi la politica e le amministrazioni sono arrivate a capire qualche tempo dopo. Quindi un ringraziamento duplice perché dà l'opportunità anche al nostro territorio di vivere un evento di destinazione. Questo non è l'evento di un singolo comune, è l'evento della comunità euganea. Io ci tengo molto a precisarlo perché troppo spesso guardiamo altrove modelli, esempi virtuosi, quando in realtà il modello e l'esempio virtuoso ce l'abbiamo in casa. Quindi è compito di tutti noi valorizzare questo 25esimo anniversario, perché se siamo arrivati a 25 anni un motivo c'è, farlo conoscere in primis ai nostri cittadini, perché come è stato detto questa rassegna ci dà l'opportunità di andare a Villa Beatrice d'Este, a Monselice, in tanti luoghi che sono a un passo da casa e noi non conosciamo, quando all'estero invece si conoscono e entrano anche in circuiti turistici importanti. E poi c'è il grande tema della sostenibilità. Questo è un tema fondamentale perché parlo come sindaco di una città che dell'acqua fa la sua fortuna dal 1000 a.C. Stiamo scoprendo un po' alla volta che abbiamo delle peculiarità territoriali che ci possono aiutare in questa fase di transizione energetica, in particolar modo per quanto ci riguarda l'acqua, il calore di quest'acqua, ma non solo il calore dell'acqua, gli aspetti curativi, terapeutici che possono essere raccontati anche grazie alla cinematografia. Cinematografia che poi ci aiuta anche a valorizzare la nostra rete museale euganea. Abbiamo degli esempi virtuosissimi di come questa arte cinematografica possa essere diciamo di attrattività anche nel vedere le magnificenze museali che abbiamo e che speriamo di riuscire anche con l'aiuto della Regione e della provincia a mettere in rete, perché è una rete museale, è una rete di cultura credo più unica che rara in tutta Europa. Quindi io voglio veramente ringraziare, la città di Montegrotto Terme resta sempre a disposizione soprattutto per quei progetti che non guardano i confini amministrativi ma che guardano
il vero confine che abbiamo, che è quello della comunità euganea, che ci rappresenta tutti, 140.000 abitanti, un territorio che già nella storia ha dato tanto e che può dare ancora tanto. Grazie consigliera Grazie e buona a te, conferenza Sindaco. a tutti. Grazie, grazie. E allora continuiamo a girare per il territorio euganeo e chiamo qui Luigia Businarola, assessore alla cultura del Comune di Este. Buongiorno a tutti, grazie mille. È un po' difficile aggiungere qualcosa a Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. È un po' difficile aggiungere qualcosa dopo consigliere regionale, dopo il sindaco di Montegrotto e dopo soprattutto Marco. Io devo ringraziare quest'anno Marco in maniera particolare perché ha scelto di organizzare la chiusura del festival proprio nella nostra città. Lo vedo un po' come un ringraziamento perché in questi 5 anni abbiamo collaborato molto insieme, non solo per il festival ma anche per altre iniziative, e devo dire la verità che ci siamo conosciuti in un momento un po' difficile perché eravamo appena usciti dal Covid, quindi era un momento un po' di ripartenza, per me anche di conoscenza di un mondo nuovo, insomma, e quindi abbiamo costruito qualcosa insieme. Mi piace pensare che questa sia un po' una conclusione che segna anche un attimo un percorso che abbiamo portato avanti insieme. È vero che a Marco va dato il merito di essere riuscito a pensare a un progetto che è veramente trasversale in tanti significati diversi. Il primo è quello sicuramente territoriale. Non sono molti i progetti che riescono veramente, i progetti culturali che riescono veramente a fare rete fra comuni diversi in un territorio anche vasto come Euganea Film Festival. E questo è sicuramente un merito di una capacità anche dialettica di portare avanti un progetto che può essere effettivamente condiviso da molti proprio per le sue finalità. E dopo è un progetto che è trasversale perché intreccia linguaggi diversi. Sicuramente il cinema e il documentario sono centrali, però abbiamo l'arte, abbiamo la storia, abbiamo le scienze, la natura, abbiamo il territorio inteso anche in senso geografico, e questo non è semplice, anche questa è stata un'intuizione importante perché è solo negli ultimi anni che si riesce veramente a intrecciare quelle che sono discipline diverse. Prima la consigliera Bedin ricordava gli appuntamenti per i bambini e sicuramente li avvicina al tema che è quello del territorio, ed è vero, ma li avvicina anche al linguaggio del cinema, che almeno per quella che era la nostra generazione era un linguaggio un po' esoterico e per pochi. Adesso sicuramente gli strumenti sono molto di più, però non credo che i nostri bambini e i nostri giovani siano così abituati al pensiero che si può fare documentario, si può fare cinema in maniera indipendente e anche partendo da quello che si ha a disposizione come mezzi, ma partendo anche da un'attenzione veramente forte a quello che è il territorio. E in questo mi piace, insomma, che ci sia un dialogo con le amministrazioni comunali che questi ragionamenti li promuovono molto, e anche come realtà come quella appunto di Villa Beatrice che fa proprio della pluralità di approcci quello che è il punto forte del polo museale che si è andato a realizzare lì. Quindi io non posso far altro che ringraziare veramente Marco per l'opportunità che dà al Comune di Este di partecipare anche quest'anno al festival, e ho detto prima che mi dovrò prendere un po' di vacanza in quei giorni lì, perché devo essere presente, voglio essere presente a molte cose, non so come fare, ma ce la faremo. Brava, Grazie. ottima idea. Adesso chiamo invece l'assessore alla cultura del Comune di Baone, Greta Cavallin, qui. Grazie. Prenderò anch'io un po' di ferie, dai. Buongiorno a tutti, grazie veramente consigliera Bedin per aver promosso questa conferenza stampa, grazie alla Regione Veneto per averci ospitato nella sala stampa e soprattutto a tutti gli organi di informazione che daranno spazio a questa manifestazione. Volevo anche ringraziare gli enti presenti e ovviamente il presidente Marco Trevisan perché fa battere il cuore a tutti gli amministratori del Parco Colli con questa manifestazione e sosoprattutto perché... Sì.
e soprattutto perché ci inorgoglisce. Per il Comune di Baone è motivo di grande soddisfazione poter ospitare questo festival, perché è un festival che si radica nel territorio, ma allo stesso tempo ci offre uno sguardo verso il mondo, offre prospettive internazionali, e questo è importantissimo per avvicinare i giovani. È un festival veramente che porta tantissimi giovani nei territori, anche nelle realtà molto piccole come quella di Baone, ma che ci tiene ed è molto convinta di sostenere questo progetto. Volevo anche ricordarvi che grazie alla provincia di Padova, che è proprietaria di Villa Beatrice, riusciremo quest'anno a inaugurare tutta la manifestazione il 28 agosto presso questo bellissimo bene che è condiviso da tutti i comuni dei Colli. Devo dire che penso sia uno dei luoghi più belli del nostro Parco Colli, e volevo ringraziare anche la referente di Scatola Cultura, che è il soggetto gestore di Villa Beatrice, la dottoressa Sabina Magro, perché si è resa disponibile anche ad offrire una visita al museum, che è il nuovo museo degli Euganei, proprio nella serata inaugurale, ed è una visita gratuita offerta a tutti i partecipanti. Devo dire che Villa Beatrice quest'anno ha avuto veramente una grande visibilità grazie proprio alla realizzazione di questo museo, che è stato realizzato grazie al contributo di Cariparo. Volevo anche ricordare che il 29 ci sono ulteriori attività nel comune di Baone. Valle San Giorgio, che è una frazione del nostro comune, devo dire che quest'anno è veramente scenario di tanti eventi, perché metteremo a disposizione l'ostello, Villa Mantua Benavides, e ci sarà anche il teatro di Valle San Giorgio, che è della parrocchia. Volevo poi ricordare e fare un plauso a Marco Trevisan, perché questa manifestazione non solo si radica nel territorio, ma fa tanta rete con le associazioni del territorio. La sostenibilità non è solamente uno slogan, ma vengono veramente applicati degli accorgimenti concreti al festival. Voglio solamente citare la loro autonomia energetica, perché la loro macchina da proiezione è autonoma, e soprattutto per tutta la promozione divulgano e sensibilizzano all'utilizzo di materiali riciclati, e soprattutto promuovono la riduzione della plastica monouso. Volevo anche ringraziare ovviamente tutte le realtà che stanno partecipando. Nel nostro caso Villa Mantua Benavides è gestita da Forum Orienta, e l'ostello, comunque, che è di proprietà comunale, è molto, è il nostro riferimento per ospitare la residenza per artisti, che quest'anno partirà per la prima annata, e ne siamo molto orgogliosi. Quindi auguro un buon festival a tutti, e rinnovo l'impegno del Comune di Baone a proseguire nei prossimi anni con questa collaborazione, perché ci teniamo veramente tanto. Grazie Assessore, grazie mille. Ed ora chiamo qui con me per l'ultimo intervento Luigina Rossi, responsabile comunicazione esterna, educazione, ambiente, acque venete Sofia. Prego. Buongiorno a tutti. Porto i saluti del nostro Presidente, l'onorevole Pier Giorgio Cortellazzo, e del nostro Direttore, Avvocato Monica Manto. Io oggi sono qui un po' come portavoce, perché Acque Venete in questa situazione è un po' un esperimento. È la prima volta che entriamo in dinamiche di questo tipo, con mia grande soddisfazione, visto che mi occupo di comunicazione e educazione ambientale. Ci sono un po' di concetti, quindi li abbiamo condivisi, e mi permetto di leggere perché sono un po' in rappresentanza. Per Acque Venete collaborare con una realtà culturale importante radicata nel territorio come Euganea Film Festival significa soprattutto riconoscere che la tutela dell'acqua non è soltanto una questione tecnica, è anche una questione culturale. L'acqua è stato veramente per noi un problema in quest'estate, quindi arrivare a fare un percorso culturale è una necessità che ormai sentiamo tantissimo. Come gestore del servizio idrico integrato abbiamo la responsabilità quotidiana di garantire un servizio essenziale, ma avremo anche il compito di contribuire a costruire conoscenza, consapevolezza intorno alla risorsa che gestiamo. E per farlo dovremo essere capaci di uscire dai nostri linguaggi abituali, incontrare le persone anche attraverso la cultura, la creatività e in questa occasione attraverso la scrittura. Il titolo Il fiume
ci porta in un tema che è il nostro. Insomma, i fiumi sono parte della storia e dell'identità del nostro territorio. I 2 fiumi più grandi d'Italia, ce li ha Acque Venete e Adige, quindi. Ma sono ecosistemi ormai da proteggere e rappresentano una risorsa essenziale per l'approvvigionamento idrico delle nostre comunità. Comprendere il loro valore significa quindi imparare a guardarli nella loro complessità e capire quanto le nostre scelte individuali e collettive siano legate alla tutela. Quindi questo è un po' il messaggio di Acque Venete. C'è poi una ricaduta importante sul territorio. Collaborazioni come questa mettono in relazione soggetti diversi, culturali, istituzioni, imprese pubbliche, giovani, anche enti come i nostri che a volte sono un po' sconosciuti, insomma, e permettono di affrontare uno stesso tema da prospettive diverse. Crediamo anche che questo significhi essere e voler essere un'azienda del territorio. Non vorremmo solo gestire infrastrutture e servizi, ma partecipare alla crescita della comunità alla quale i nostri servizi sono destinati. Per questo abbiamo avuto piacere di avere una giornata di laboratorio presso il nostro depuratore. Tra l'altro il mondo della depurazione è qualcosa ancora di molto sconosciuto, insomma, ecco. Però è una delle parti più fondamentali proprio di quel ciclo dell'acqua. Quindi i partecipanti potranno vedere che cosa accade dopo l'utilizzo dell'acqua, quindi pensiamo che rimanere all'interno di quell'ambiente per una giornata possa essere anche di ispirazione per il loro laboratorio. Ci piace pensare che questo laboratorio possa creare non solo dei testi, ma un nuovo sguardo all'acqua e ai nostri fiumi. Cioè, iniziamo veramente a dover guardare i fiumi con occhi diversi, perché ciò che conosciamo meglio acquista valore e ciò che conosciamo come valore siamo disposti a proteggerlo. Cioè, è importante capire che l'acqua ha un valore per imparare a proteggerla sempre di più. Crediamo che questo sia un punto fondamentale. Proteggiamo davvero una risorsa quando una comunità la riconosce come parte del proprio patrimonio culturale e anche sociale. I fiumi raccontano molto dell'acqua che trasportano, cioè sono stati importantissimi nei secoli. Noi li abbiamo maltrattati abbastanza, dobbiamo recuperare e rivedere qualcosa. Per noi come gestori idrici contribuire a costruire questa consapevolezza significa affiancare alla responsabilità di gestire l'acqua la responsabilità di raccontarne l'importanza, perché non siamo solo quelli delle bollette, cioè vorremmo superare questa fase. Le infrastrutture, gli impianti, i controlli, gli investimenti sono indispensabili. Abbiamo qui degli amministratori pubblici, insomma, ecco, che sono i nostri sindaci e quindi lo sappiamo bene, però non basta. Cioè tutto questo, la salvaguardia della risorsa richiede anche una comunità informata, consapevole e partecipe. Se il documentario, se la scrittura al fiume riuscirà a far nascere nei partecipanti e nel pubblico anche una sola domanda nuova sul rapporto tra acqua, territorio e comunità, avremo raggiunto un risultato importante. Perché prima ancora di imparare a proteggere l'acqua dobbiamo tornare a riconoscerla come parte del patrimonio che condividiamo e che abbiamo la responsabilità di consegnare a chi verrà dopo di noi. Grazie a voi e grazie di tutto. Grazie. Direi che siamo in conclusione. Io ringrazio davvero tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi e mi è piaciuto molto sentire effettivamente il vero coinvolgimento di tutti gli enti che fanno rete intorno a questo progetto meraviglioso che Marco, insomma, con l'Eugania Movie Movement ha coltivato in questi anni. E devo dire che prima diceva l'assessore di Este, ha saputo, insomma, con la sua eloquenza convincere tutti, ma io aggiungerei che l'ha saputo con i fatti convincerci tutti di quanto
sia il ruolo, l'importanza di questo evento, perché la prima volta uno te lo racconta, ma poi devi vederlo, e devo dire che in questi 25 anni insomma, abbiamo davvero visto quanto si può fare tutti insieme quando insomma, ci sono delle competenze, delle esperienze nel territorio con quella di Marco e del suo gruppo, che ha permesso a un territorio di farsi conoscere a livello anche mondiale, visto che insomma, ci sono dei film internazionali ospiti davvero di grande caratura. Vi aspettiamo quindi itineranti sui colli dal 28 di agosto al 6 di settembre. Scegliete uno o più luoghi dei nostri meravigliosi colli che potrete rivedere in maniera diversa attraverso gli occhi del cinema.